Mio figlio, come altri ragazzi autistici e disabili, ha l'insegnante di sostegno. Intanto gli insegnanti di sostegno non sono assolutamente formati per quanto riguarda l'autismo. Quelli che ci sono, ma sono mosche bianche. Quindi io personalmente, da quando lui frequentava la prima, pago una persona che dia delle indicazioni all'insegnante di sostegno su quello che deve fare con mio figlio, e questa è una cosa scandalosa, mentre la formazione degli insegnanti dovrebbe essere obbligatoria sull'autismo e su altre cose. Oltretutto, quando l'insegnante di sostegno non c'è, io devo tenere a mio figlio a casa, come adesso è una settimana che è a casa perché l'insegnante è stata male, quindi lunedì tornerà a scuola. Infatti mio figlio è qua perché gli altri insegnanti non sono in grado di gestire mio figlio. Quando lui è in classe lui non sa cosa fare, perché non sanno cosa fargli fare. Quindi la formazione deve essere obbligatoria come dovrebbe essere anche la formazione degli operatori dell'ASP. Mentre io, per esempio, mio figlio l'ho fatto seguire privatamente da quando aveva 6 anni da un operatore a pagamento, e l'ha portato al punto in cui è oggi. I bambini che non sono stati seguiti in questo momento sono sotto farmaci, sono ingestibili e hanno dei problemi grossissimi che non risolveranno mai, perché gli operatori sanitari non sono formati, nonostante ci siano delle linee guida che dicono che gli operatori dell'ASP devono essere formati nei metodi validati, che sono l'APA, sono il PECS, il TIC, che sono validati e confermati che sono quelli più idonei al trattamento dell'autismo. Queste linee guida non sono mai state applicate in Sicilia e quindi gli operatori non sanno quello che devono fare. Noi ci dobbiamo rivolgere alle associazioni e pagare fior di soldi quando possiamo. Quelli che non possono, i figli se li devono mettere negli istituti dove vengono picchiati, sedati, e quindi questo è il futuro dei nostri figli.